Ciao da Nicoletta e dal dietro le quinte del corso di memoria ti passo una pillolina che ha trovato Ghe, la leggo in presa diretta. C'era una volta un grazioso verme, mi hai trovato i vermetti Ghe? Giovane, bello e furbo, soprattutto era un lavoratore instancabile. Un bel giorno, uscendo di casa, il verme vide poco lontano una luce stupenda, con un guscio scolpito come un'opera d'arte, grande come poche altre, di un colore vivo e affascinante. Poi mi racconta, sono curiosa anche di capire la fine. Il verme decise che avrebbe fatto di tutto per riuscire ad assaporare il suo frutto e soprattutto farlo assaggiare alla sua famiglia, composto dalla sua amata vermetta e da 2 piccoli vermicelli. Che bello, l'idea della famiglia è bellissima. Appena tornato la sera dal lavoro, dopo aver sussurrato qualcosa alla noce, subito iniziò a cercare di aprirla. Il verme passò l'intera serata senza riuscire nemmeno a scalfirla. Il giorno seguente il nostro vermetto andò al lavoro e nel frattempo iniziò a pensare un modo per aprire la noce. Tornato nuovamente a casa la sera, accese le luci e, dopo aver sussurrato qualcosa alla noce, prese il martello più grande che aveva. Con tutte le forze che gli rimanevano cercò di aprirla. Alla fine risultò un'altra sera buttata via. La noce era davvero resistente. Passarono ancora un sacco di giorni, poi mesi, e la noce era ancora lì, integra, senza che il nostro vermetto riuscisse in alcun modo a scalfirla, nonostante i numerosi quotidiani tentativi. Va detto che c'erano molte altre noci intorno al verme, noci di tutti i tipi, molto di più alla sua portata, che si presentavano con gusci sottili. Il verme però era ostinato e voleva aprire proprio quella noce, e questo l'aggiungo io, probabilmente sentiva che proprio quella noce poteva essere quella che faceva il caso suo. Un bel dì, dopo un forte temporale, durato giorni e giorni, dopo 1000 tentativi e tanto lavoro, molto serenamente il verme e la sua signora passarono davanti alla noce e inavvertitamente il verme, scivolando, batté la testa sulla noce. Incredibilmente il guscio si frantumò in 1000 pezzi ed il verme con la sua famiglia finalmente riuscì ad assaporare quella noce che per tanto tempo aveva desiderato aprire. Era buonissima, era proprio la noce dei suoi sogni. Sono curiosa di capire però la morale, poi ti illustro anche la mia, vediamo cosa scrive qua. Morale: molto spesso nella vita per raggiungere degli obiettivi serve pazientare, perché persistendo alla fine diventa solo una questione di tempo. Svengo! Quante sincronicità nella vita, è pazzesco, davvero pazzesco. Cosa significa? Quando senti qualcosa, quando hai degli obiettivi che magari per 1000 motivi hai messo via, magari per scelte, che ne so, nel flusso o per scelte di comodo, non mi piace dirlo, però per scelte diverse hai messo via, poi la vita ti riporta magari ad un'età particolare a riprendere in mano quegli obiettivi, a riprendere in mano quei sogni, a ricordare che tu nella tua vita avresti voluto questo, questo e questo, e poi magari non subito riesci ad ottenere ciò che vuoi perché ci sono delle contingenze esterne, e poi cosa accade? Che rispolveri i tuoi obiettivi e magari non riesci a realizzarli subito. Prima o poi sì, prima o poi magari in modo inaspettato, o comunque se ascolti il cuore, e ricorda che il magnetismo del cuore è 5000 volte più forte di quello della mente. Ti prego, tu che mi ascolti, ascolta il cuore, perché il cuore sa già, l'anima sa già, e lo sai perché lo dico spesso. Probabilmente arriva un giorno in cui quell'obiettivo diventa reale, diventa tangibile e senti che è proprio quello che dentro volevi, quello che fa per te. Qual è quell'obiettivo su cui è utile che continui a rimanere, magari anche solo dentro di te, perché magari alcune circostanze non ti permettono momentaneamente di perseguirlo? Qual è quella cosa che senti così tanto dentro? Qual è quel sole, quel sogno, quella cosa che ti anima? Tienila dentro, perché sicuramente può riemergere e può tornare a essere tua. Ciao, ciao ciao, buoni sogni, buoni obiettivi, ciao!